I 10 pilastri della formazione. Formare con saggezza. Regole essenziali per insegnanti e genitori. Su Amazon. È il primo cognome non sardo a conquistare le 4 presenze nella storia del Cagliari. Si parla di Esposito come cognome ed è quello di Sebastiano Esposito. I precedenti Esposito non tutti hanno fatto gloria a Cagliari, ma ce n'è uno in particolare che invece è anche uno stimolo, un record da battere, ed è Mauro Esposito. Mauro Esposito è stato al Cagliari dal 2001 al 2007 e ha giocato 199 partite realizzando 58 gol. Lo si può battere se i 5 anni di contratto che Sebastiano Esposito andrà a firmare saranno onorati tutti, e soprattutto se magari ci sarà anche un proseguo. In questo senso 58 gol sarebbero da dividere in 5 anni, e questo è il primo augurio che noi facciamo a noi stessi intanto e poi al giocatore. Nati vicini, perché Mauro Esposito è nato a Torre del Greco mentre Sebastiano Esposito a Castellammare di Stabia. Insomma, la storia del Cagliari si veste di un altro Esposito. Gli altri due erano stati 2 giocatori che non hanno avuto lo stesso successo nel Cagliari. Uno è Antonio Esposito. Io non so quanti di voi si ricorderanno di Antonio Esposito. Antonio Esposito era un giocatore che arrivava peraltro dalla Svizzera e aveva fatto certamente una grandissima carriera con la squadra del Svizzera, appunto, dove era stato un grandissimo calciatore, intanto del Lugano con 121 presenze e 7 gol, ma a seguire per soprattutto del Grasshoppers, dove giocò 100 partite realizzando 4 gol. La parentesi col Cagliari era stata breve, 12 partite e 1 gol, questo era stato il suo bilancio. L'altro Esposito ancora è meno conosciuto ulteriormente, perché è un giocatore che praticamente vide pochissimo la presenza in campo, in quanto era un esterno di sinistra, ma aveva giocato veramente poco con il Cagliari, non aveva giocato tantissimo, e la sua permanenza era soprattutto una permanenza nella cadetteria in Serie B. Aveva giocato pochissime partite e non aveva certo inciso nella storia del Cagliari. Per questo, per riassumere un po' la storia degli Esposito, che ripeto, con l'approdo di Sebastiano, oggi dovrebbe arrivare a Cagliari, finisce per essere il cognome, ed è curioso anche il tipico cognome napoletano, che diventa il primo cognome tra virgolette straniero a conquistare i 4 titoli, così come gli altri nomi. Melis ad esempio, per fare uno dei nomi che dominano, Pisano l'altro, sono tutti nomi che peraltro poi hanno conquistato la loro visibilità e il loro prestigio soprattutto nella prima parte della storia cagliaritana. Quindi ben venga Sebastiano, sembra essere quasi uno di casa visto che ce ne sono stati tanti, e speriamo che questa lunga attesa sia coronata anche da un risultato che poi effettivamente giustifichi questa grande attesa che c'è stata nei suoi confronti. Gioco imparo nello sport e a scuola, quando il gioco diventa il motore dell'apprendimento. Vittorio Sanna e Gioele Pitito, su Amazon.